Assessore, a che punto è il piano regolatore? Sì, il piano regolatore è uscito dal Genio Civile con il parere e praticamente noi contestualmente da quando ci siamo insediati abbiamo attivato, dopo che ci siamo resi conto che era obbligatorio attivare le procedure della VAS, siamo andati più volte a Palermo a prendere le schede, a relazionarci con gli uffici, abbiamo fatto tutto il lavoro e tutto il lavoro è stato inviato a Palermo all'assessorato. Praticamente loro a giorni attiveranno le procedure. Se non ci saranno osservazioni, dopo aver attivato le procedure, entro 60 giorni ci potranno restituire il piano con la VAS approvata e naturalmente c'è pure il rischio che si mettano pure delle osservazioni legate alla valutazione ambientale strategica. Quindi ragionevolmente entro la fine di marzo dovrebbe ritornare al comune. Sì, marzo-aprile dovrebbe ritornare al Comune. Siccome è una procedura totalmente nuova, forse il Comune di Favara si è trovato nel mezzo di questa procedura, è uno dei primi comuni che attiva questo tipo di valutazione ambientale strategica. Praticamente se non ci sono molte osservazioni o molti punti che non vanno, dovrebbe essere quella la data, marzo-aprile. Comunque noi abbiamo seguito alla lettera le schede che ci ha dato l'assessorato al territorio e ambiente, quindi speriamo di aver fatto bene. Il piano particolareggiato del centro storico invece? Il piano particolareggiato del centro storico, praticamente dopo che noi abbiamo presentato il documento, daremo seguito a quel determinato ufficio, però potrà avere una speranza e questo è l'indirizzo in quel documento coinvolgendo i privati. Il comune cos'ha? Avrà tra qualche anno un bel po' di aree, con quelle aree l'idea potrebbe essere pure, considerando che noi mettiamo le aree con i soldi che ci hanno mandato, ma è tutta da vedere, da approfondire se possiamo costruire dell'edilizia economica e popolare all'interno delle aree vuote. Un importante appuntamento negli uffici dell'assessorato regionale al territorio ed ambiente, per quale motivo? Perché tra le tante problematiche abbiamo quella del vincolo cimiteriale. E praticamente Lombardo ha previsto nella finanziaria il restringimento della zona di rispetto del vincolo cimiteriale da 200, dove naturalmente si trova a 200 metri, a 50 metri, da 100 a 50 metri. Però, considerato che la regione siciliana è in esercizio provvisorio e a quanto pare durerà sino ad aprile, non appena noi avremo queste carte, quindi la finanziaria, vediamo cosa dice, di preciso la finanziaria definitiva, con la speranza che il commissario dello Stato non impugni magari questo articolo, e noi vedremo, attiveremo tutte le procedure che saranno molto più snelle. In ogni caso noi andremo là perché mi è arrivata una circolare a fine novembre dove praticamente ci sono dei punti oscuri e ambigui. A quanto pare il vincolo cimiteriale può essere pure ristretto con il parere positivo dell'ASL, ora ASP competente. Quindi mi voglio fare chiarire questo punto, questa lettera che loro ci hanno inviato a fine novembre, per vedere se si possono sanare le case senza restringere la zona di rispetto.